Ministro della Giustizia Nordio conferma il via dell'iter finale del Tribunale della Pedemontana. Finco a Roma in delegazione per il Tribunale incassa il sì del Ministro e dice ora la politica trovi la quadra. Gli espropriati del piano Mar bloccati dalla burocrazia chiedono al Comune un segnale. Lavori in piazza a Rossano, Morena Martini non ci sta e invita il sindaco a un confronto pubblico. Terribile incidente sul lavoro a Riese, un muletto strappa un braccio a un operaio. Ennesima allerta gialla, in arrivo forti piogge che potrebbero dare nuovo impulso alle frane. Scatta la corsa per l'adeguamento delle norme sul lupo, ma ci vorrà del tempo, servirà un censimento. Scuola del Bassanese sugli scudi per il concorso di Etra sulle risorse dell'ambiente. La moglie di Massimo Zeni in carcere per aver ucciso un bandito in fuga parla di cure negate al marito. Buonasera e benvenuti al TG Bassano, giornata storica oggi per la Pedemontana, per un territorio di 500.000 di abitanti e un numero impressionante di imprese che si trova a incassare il primo decisivo storico sì sul Tribunale della Pedemontana. Se Nordio non va sul Ponte Vecchio, viene da dire, parafrasando un detto piuttosto noto, il Ponte Vecchio va da Nordio. Ovvero, visto che l'invito per il Ministro della Giustizia a fare una capatina a Bassano per vedere da vicino la situazione del Tribunale della Pedemontana non c'è stato, oppure c'è stato, ma il Ministro non è potuto arrivare in città, una delegazione è andata a Roma per portare all'attenzione del Governo le istanze del territorio. Già, perché di territorio parliamo. 500.000 di abitanti su 3 province, un volume di aziende impressionante, il PIL di un piccolo Stato sono da sempre l'arma più appuntita nella faretra del fronte del sì al Tribunale della Pedemontana. Capodelegazione il sindaco di Bassano, Nicola Finco, che sul tema del Palazzo di Giustizia ha messo la faccia e non intende certo perderla a causa di bagatelle politiche o strappi di governo. Oltre a Finco c'erano il presidente della provincia, Andrea Nardin, il presidente del comitato per il Tribunale, l'avvocato Francesco Savio. Con loro il presidente del raggruppamento bassanese di Confindustria Vicenza, rappresentante delle categorie del territorio Alessandro Bordignon, il delegato della provincia di Treviso e presidente di IPA Terre di Asolo e Montegrappa Claudio Sartor e il sindaco di Cittadella Luca Pierobon. Dall'altra parte del tavolo delle trattative, assieme al guardasigilli, il viceministro Francesco Paolo Sisto e i sottosegretari Andrea Del Mastro delle Vedove e Andrea Ostellari. Il ministro ha comunicato alla delegazione l'approvazione del Tribunale della Pedemontana, assicurando l'imminente presentazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge che ridarà vita ad alcuni palazzi di giustizia soppressi, compreso quello bassanese. Il ministro ci ha rassicurato dicendoci che a breve il testo che prevede l'istituzione del Tribunale della Pedemontana andrà all'approvazione del Consiglio dei Ministri e poi inizierà l'iter parlamentare. Si tratta di una spallata probabilmente decisiva a un percorso che era finito a prendere polvere nei cassetti del Ministero e sul quale gravava la divisione del territorio emersa quando quasi metà dei sindaci della provincia di Vicenza aveva sottoscritto un documento per dire no al Tribunale della Pedemontana, temendo che potesse andare a sottrarre energie a quello del capoluogo. A questo tema aveva dato una risposta piuttosto precisa lo stesso Nordio, in quella che resta l'ultima dichiarazione ufficiale su questo argomento e che è arrivata addirittura 2 anni fa. Laddove si dovesse arrivare a una riapertura di 1, 2, 3, 4 di queste strutture a suo tempo soppresse, questo non avverrebbe mai, e sottolineo mai, a discapito degli uffici vicini. Il ministro ribadisce proprio che il personale sarebbe l'ultimo dei problemi. In poche parole, non sottrarremo mai né magistrati né collaboratori amministrativi per creare o ricreare questi nodi. Da quella risposta alla risposta data nelle scorse ore alla delegazione veneta, che apre la strada a un iter che al momento appare decisamente in discesa. Dopo 13 anni arriva una prima risposta importante al nostro territorio per quel che riguarda l'istituzione di questo nuovo tribunale. Poi sappiamo benissimo che ci sarà tutto l'iter parlamentare, quindi il passaggio alla Camera e al Senato, che ovviamente bisognerà trovare la quadra tra i vari partiti, ma già che il governo abbia preso questa posizione è già un segnale positivo ed importante. Insomma, una notizia che tanti aspettavano. Le avvisaglie c'erano state solo qualche giorno fa, quando uno dei sottosegretari alla giustizia era arrivato in Veneto per una visita alle carceri.
Il sì del ministro c'è, ma non solo. Sul progetto di costituzione del Tribunale della Pedemontana si è espresso positivamente anche il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove. Qualche giorno fa, in visita al carcere Due Palazzi di Padova, rilasciava questa dichiarazione. Abbiamo una proposta di scellerata revisione della geografia giudiziaria che ha condotto a chiudere molte luci di legalità su vari territori disparati. Qui in particolar modo in Veneto il sottosegretario Stellari ha sempre seguito la vicenda del cosiddetto Tribunale della Pedemontana. Ovviamente non abbiamo nessuna ambizione di cancellare con un tratto di penna ciò che hanno fatto gli altri, ma ci sono alcuni territori, fra cui certamente anche il Veneto, che hanno bisogno della riapertura di tribunali che servono un'economia trainante e che siano anche delle luci di legalità sul territorio. Abbiamo approvato il provvedimento e quindi io credo che prima del termine della legislatura anche la revisione della geografia giudiziaria firmata a centrodestra e quindi con lo Stato che avanza e non più indietreggia approderà in Parlamento. È un ulteriore sigillo sull'iter che porterà alla revisione della geografia giudiziaria e sulla nascita dell'atteso Tribunale della Pedemontana, un progetto che compatta un intero territorio, un fronte comune che poche altre volte si è visto. C'è un altro iter che a Bassano è fermo con le 4 frecce da tanto tempo ormai, è quello del Piano Mar. Gli espropriati che si trovano con le case, i capannoni virtualmente immobilizzati senza ricevere i soldi e senza poter investire, chiedono al Comune che qualcosa si faccia immediatamente. Lo stallo del Piano Mar blocca lo sviluppo di un quadrante di grande importanza per le immediate vicinanze del centro di Bassano del Grappa. Una vicenda iniziata molti anni fa e mai condotta in porto tiene letteralmente in scacco una fetta di terreni, case e capannoni interessate dall'ormai celebre piano particolareggiato Area Parolini. Il tema è di quelli che fanno rizzare i capelli in testa ai bassanesi, soprattutto a quelli che sono rimasti invischiati nel mastice delle carte, dei ricorsi e delle sentenze del Tribunale amministrativo. Già perché c'è un pugno di proprietari di terreni ed edifici che sono stati espropriati addirittura nel 2012 che aspettano di sapere come andrà a finire questa storia. Ogni amministrazione sembra avere in mano la soluzione definitiva, poi invece... Tutti quanti sì, però è 13 anni che aspettiamo l'esproprio, è 30 anni che ne parliamo. Il signor Costa, come gli altri espropriati del Piano Mar, attende da anni una soluzione a un problema che non ha creato certo lui e sul quale sta letteralmente pagando gli interessi. Eh sì, perché nelle scorse ore sono arrivate puntuali le tasse da pagare sui 2 immobili di sua proprietà bloccati dal contenzioso. Proprio oggi mi è arrivato da pagare l'IMU e là pago più di tutte le mie altre proprietà che ho e non c'ho niente perché non posso né affittare né ristrutturare. E non è mica solo una questione di tasse. Il signor Costa non può neppure affittare i 200 metri quadri del capannone finito nell'asse del Piano Mar, perché in giro, e questo è anche comprensibile, non c'è nessuno disposto a investire tempo e soldi per una struttura che domattina potrebbe essere abbattuta per fare spazio al cantiere. Difatti io avrei trovato anche di affittare anche il capannone, però nessuno viene dentro per dice sì, io metto mani qua, faccio le scaffalature e qualcosa, fra un mese mi dicono devo andare via, cosa vengo qua a impegnare i soldi a cosa? Tutto qua il discorso. Costa è in contatto con l'assessore cittadino alla viabilità Andrea Zonta, come lo era con il suo predecessore Andrea Viero, e proprio all'amministrazione di Nicola Finco arriva il suo appello perché questa situazione kafkiana si sblocchi. Diteci cosa volete fare o lasciateci liberi di fare quello che vogliamo noi sulle nostre proprietà. È ora di finirla. Fate qualcosa, diteci qualcosa, liquidateci, oppure lasciateci liberi di fare quello che vogliamo sulla nostra proprietà. Naturalmente vi racconteremo come andrà a finire anche questa vicenda che potrebbe essere uno dei temi più importanti del 2025 per la città di Bassano del Grappa. È molto più recente invece lo stallo dei lavori della nuova piazza di Rossano Veneto e l'ex sindaca lancia un appello a Marco Zonta. Io sono disponibile ad un confronto pubblico, Morena Martini, Marco Zonta, con un moderatore, magari anche il responsabile unico di procedimento di qualsiasi altro comune che possa dire se quello che diciamo sono bugie o verità, perché dopo quello che ho sentito ieri, scusatemi, mi viene solo da ridere.
Passiamo alla cronaca, c'è stato un incidente sul lavoro ad Asolo, un operaio del 1990 durante la posa di cavi elettrici è stato colpito accidentalmente al capo da un operatore di un escavatore, c'è stato un intervento con l'elisoccorso sul posto medico, 2 infermieri, volontari di Pedemontana Emergenza, valutato lo stato di gravità e le prime cure, il paziente è stato trasportato a Castelfranco con un trauma cranico, al momento non c'è stata necessità dell'elicottero, al momento non sarebbe in pericolo di vita. C'è stato anche un altro incidente terribile a Riese. Ha cercato di sbloccare la forca del carrello elevatore che si era fermata in alto, ma proprio mentre stava effettuando la manovra l'impianto pneumatico ha ceduto e la forcella è caduta amputandogli il braccio. Il grave infortunio sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio alla NR Recycling di Riese Pio X. L'operaio, 42 anni del posto, è stato subito soccorso e trasportato con l'elicottero all'ospedale di Treviso. Allerta gialla in arrivo per la Pedemontana, i rilievi del Bassanese. Nelle prossime ore fino alla nottata di venerdì potrebbero arrivare temporali localmente anche molto intensi che potrebbero causare movimenti nelle frane del territorio, quindi massima attenzione. Ovviamente le amministrazioni sono informate e vedremo che cosa succederà, bisognerà capire l'evolvere del passaggio di questa ennesima perturbazione. Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi della scelta dell'Europa di declassare il lupo. Sembrava che fosse tutto molto rapido, invece ci vorrà del tempo. Tempi relativamente lunghi per gli Stati membri, almeno 1 anno e mezzo dall'approvazione del nuovo testo per l'adeguamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative alla direttiva Habitat, che ha declassato il lupo da specie rigorosamente protetta a protetta. Il Ministero dovrà chiarire innanzitutto quali sono i percorsi di gestione, servirà probabilmente un piccolo aggiustamento alla legge 157, dopodiché verranno sentite le regioni per il numero, è un censimento reale della popolazione e verrà attraverso ISPRA anche considerato le aree nelle quali c'è una maggior pressione del lupo, tenendo conto del fatto quali sono antropizzate o meno, dopodiché si deciderà se c'è bisogno di gestione e se c'è bisogno di prelievo. È il senatore Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura Palazzo Madama, a spiegare l'iter che porterà all'adeguamento della norma italiana, che all'atto pratico dovrà tenere conto anche delle aree in cui la presenza del lupo è forte, come accade nel territorio bellunese. Vuoi per lo spopolamento, vuoi per l'abbandono di tante attività, oggi il lupo ha trovato un habitat sostanzialmente naturale, magari in certi punti dovremmo e potremmo incidere molto di più, soprattutto su quelli che sono più confidenti, cioè quelli che hanno perso la paura dell'uomo. Si aprirà la caccia al lupo? Ma si tratta di un processo di gestione, non di caccia, si tratta semplicemente di valutare laddove c'è troppa pressione e verranno fatte sempre su base scientifica, non ascoltando la pancia, ma su base scientifica, e questo credo che sia a beneficio sia di tutti gli operatori che hanno bisogno oggi di vedere un'azione concreta del governo, ma anche di tutti quelli che ne tutelano l'animale e che lo amano. Novità molto attese nell'altopiano dei 7 comuni dove le predazioni durante la stagione dell'alpeggio e non solo all'ordine del giorno, e l'altopiano aspetta con ansia il passaggio invece della corsa in rosa. 15ª tappa del Giro d'Italia con arrivo ad Asiago domenica 25 maggio. Ormai è conto alla rovescia, sull'altopiano cresce la febbre rosa e per l'arrivo della carovana il comando di polizia locale di Asiago ha disposto una serie di interventi finalizzati alla regolamentazione del traffico con misure temporanee di chiusura al transito veicolare. Nello specifico, domenica 25 maggio è previsto il blocco totale della circolazione, il divieto di sosta con rimozione lungo la strada provinciale 72 tra località Bertigo e località Goccia e lungo la strada comunale di Contrada Pennar fino a via Matteotti tra le 14 e le 18. Nel corso della giornata per i veicoli provenienti dalla statale 349 del Costo sarà possibile raggiungere e attraversare Asiago con percorsi alternativi che saranno segnalati. Dalle 12 alle 20 è istituito un blocco stradale in località Turcio per i veicoli provenienti dalla strada provinciale 72 della Fratellanza. Sono stati predisposti bus navetta in località Turcio, Tresche Conca e Canove.
Cambiamo argomento perché le scuole bassanesi hanno primeggiato nel concorso di Etra. L'acqua che spregni oggi vivendo, potresti cercarla un domani piangendo. Grazie! Lo slogan dei bambini della classe terza della scuola di Campese, vincitori del premio Primaria con il loro lavoro sul ciclo dell'acqua e sul risparmio idrico, riassume il senso e l'obiettivo del concorso La Natura Insegna, proposto da Etra con lo scopo di far comprendere il complesso mondo della gestione idrica, della raccolta differenziata e dell'uso sostenibile delle risorse, nonché l'importanza della biodiversità. Siamo convinti che i ragazzi sono il nostro futuro e soprattutto sono i nostri influencer più importanti in materia ambientale, perché i bambini poi sensibilizzano i genitori e le famiglie su questi temi e quindi è importantissimo questo tipo di attività. Oggi abbiamo il progetto La Natura Insegna, perché è vero che la natura ci insegna a vivere. E come lo fa? Attraverso il riciclo innanzitutto del materiale dei rifiuti, come vediamo alle mie spalle, quindi materiale che potrebbe essere inquinante diventa un rifiuto, diventa una risorsa, un'opportunità. E attraverso i ragazzi molto attenti e anche molto complici riusciamo ad insegnare loro che bisogna assolutamente salvaguardare il nostro pianeta. 13 premi consegnati ad altrettante classi delle scuole di Bassano, Rossano Veneto, Campo San Piero, Limena, Piombino Dese e Fontaniva. Si sono divertiti in vari modi. Ci sono i più piccolini che hanno fatto dei lavori creativi con la carta, ad esempio come la scatola dei ricordi, decorata, bellina, in cui mettere dei ricordi da lasciare in armadio e poi tra qualche anno riaprirla. Ci sono i più grandi delle scuole medie che si sono divertiti a fare plastici molto più tecnologici per far vedere come funziona una centrale idroelettrica o uno specchio parabolico per recuperare l'energia solare, quindi sempre energie rinnovabili. Poi c'è chi si è divertito a preparare dei ricettari antispreco, quindi come cucinare con avanzi del giorno primo. Premio Copertina è andato alla seconda E della scuola Parini di Campo San Piero, premio secondaria alla terza C di Limena, Istituto Beato Arnaldo, premio infanzia alla scuola Gli Aquiloni di Rosà. Questo ricettario di ricette antispreco che nasce proprio da un'esigenza dei ragazzi, quindi di tanto alimenti sprecati a casa che magari vengono buttati perché pensati di scarto e invece recuperati per fare delle ricette appetibili ai più bambini, piccoli, medi, grandi, adulti, tutti quanti. Abbiamo realizzato un librone sul riciclo e la raccolta differenziata con l'aiuto dei bambini e del nostro amico Procione Netturbino. Vediamo qual è il prossimo appuntamento al Teatrino Collezione Costenaro. Volti affiancati, il nero che emerge e colpisce quasi come uno schiaffo i tratti di colore. Il segno in flusso del pittore Fabio Baggio in arte Baio sarà il protagonista venerdì 23 maggio alle 18:30 dell'incontro al Teatrino Costenaro di Cassola nell'ambito della rassegna 70 più 40 più 190 uguale 300 storie pop. Al Castello Superiore di Marostica in questi giorni è in corso una sua personale. È una mostra abbastanza incentrata divisa in due, ci sono due sale importanti, una è un recupero di un'opera, di un progetto che ho fatto un anno fa a Cittadella al Palazzo Pretorio, uno striscione prettamente grafico con i volti di Baio fondamentalmente, ed è stato tagliato in 14 pezzi, li chiamiamo noi dei frammenti, per cui è un modo diverso di leggere l'opera, insomma. La mostra continua con una serie di quadri, con una serie di ceramiche, tutti dei supporti che io dipingo quotidianamente. Bassanese sono i volti, i tratti distintivi della sua opera, dove il colore diventa simbolo di inquietudine interiore. E noi siamo ancorati alla ceramica. Siccome lui dipinge anche la ceramica, lavora anche la ceramica perché fa parte di un collettivo importante, Sbitarte, e è conosciuto soprattutto anche a livello internazionale come un artista, come un pittore, ed è famoso per una pittura particolare che appunto sarà spiegata, dibattuta nella serata da noi di venerdì prossimo. L'incontro è a partecipazione libera su prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.
La moglie di Massimo Zen, guardia giurata in carcere per aver ucciso un bandito in fuga, dice che il marito non riceve le cure dentarie di cui ha bisogno. Si muove anche la politica. Lasciato senza cura i denti, un intervento necessario per risolvere un problema di impianti che sono rovinati e che al momento gli provocano difficoltà ad alimentarsi. La vicenda è quella di Massimo Zen, la guardia giurata di Cittadella, in carcere dal 2023 dopo la condanna definitiva per aver sparato contro i banditi in fuga dopo un assalto ad un bancomat di Vedelago, uccidendo uno di loro. La denuncia arriva dalla moglie di Zen, Franca Berto, che attraverso i social ha lanciato una protesta raccontando quanto sta accadendo al marito rinchiuso nel carcere di Verona. Da mesi, tramite gli avvocati, presentando documentazione medica, hanno fatto richiesta di cure dentarie per Massimo Zen. Un intervento delicato che, spiega Franca Berto, va effettuato all'esterno del carcere, ma ancora non ci sono state risposte e non sono arrivati i permessi. E nel frattempo Massimo Zen fa fatica ad alimentarsi. Della vicenda si è interessato anche il consigliere regionale Giulio Centenaro della Lega. Deve avere questo intervento ai denti, insomma, dei problemi eccetera, e trovo assurdo che non si riesca a dare risposte a una persona, insomma, che ha questi problemi. Parlo anche di un discorso di dignità personale, soprattutto uno che secondo me facendo il proprio dovere ha avuto una condanna così importante e adesso essere umiliato in questa maniera non va bene, ecco. Centenaro ha interessato anche il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari e presto vuole andare a trovare Zen in carcere a Verona. Mi sono sentito anche con lui e vediamo un attimo di trovare una soluzione. Sembra che il problema sia anche dal punto di vista sanitario, quindi vediamo un attimino cosa fare. Nel frattempo ho fatto richiesta, ho dato mandato agli uffici regionali di richiedere una visita presso il carcere di Verona, che vorrei andarlo a trovare e parlargli personalmente. Nel frattempo la moglie di Zen continua la sua mobilitazione sui social con post e foto per tenere alta l'attenzione sulle condizioni di salute del marito. Alle 21:15 il nostro direttore Luigi Bacciali avrà come ospiti in studio in una puntata molto interessante di Focus Paolo Benvenu, Mirko Casteller, Gianluca Colusso, Valentina Dalla Corta, Lorenzo Damiano, Paolo Galeano, Giuseppe Paolin e Guido Rizzo. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata e come sempre vi lasciamo al meteo.